Buongiorno amiche e amici, benvenuti a questa nuova puntata di Ore 13. Come ogni giorno all'ora di pranzo siamo qui in diretta dai nostri studi in questa giornata che oggi dedichiamo a un argomento che è costantemente sui media ed è quello della situazione economica del Paese, una situazione economica che vede tutta una serie di allarmi provenire da molteplici direzioni e ovviamente c'è poche veramente voci positive riguardo a quelle che sono appunto le prospettive per quest'annata. È passato solo un mese perché siamo in primi febbraio, quindi diciamo che con un solo gennaio alle spalle non è che si possono fare grandissime considerazioni, però è anche vero che le sensazioni di chi è nel territorio e di chi lo vive potrebbero assolutamente aiutarsi in una fase previsionale. Quindi di fronte alla domanda se il 2019 sarà di recessione, vediamo chi sono coloro che mi aiuteranno a fare delle previsioni. Allora, innanzitutto Lucio D'Ambrosi, titolare di Impresa. Impresa è una catena di agenzie immobiliari, quindi diciamo, il mercato dell'immobiliare sia per l'acquisto, la vendita e anche la locazione sicuramente dà una sensazione sulla fiducia da parte delle famiglie, sia in termini appunto famiglie, per cui abitazioni, ma ovviamente anche c'è il commercio con quelli che sono i negozi o altro. Ruggero Carraro, quindi il gruppo Carraro Automobili, 9 concessionarie nel Triveneto, quante? Sono 10. 10, ecco, me ne sono perso una per strada. Quante macchine vendete ogni anno mediamente? 5.900. Insomma, siete un player che può dire qualcosa in questa sede e quindi parliamo ovviamente dell'automobile, acquisto e noleggio e anche del commerciale, e anche qua abbiamo la doppia valenza. Alberto Durante, della Durante Pavimenti Arredo Bagni, quindi tutto quello che potrebbe essere nuove costruzioni o ristrutturazioni o insomma cambiamenti, anche qua dove diciamo, la fiducia del consumatore gioca un ruolo determinante. Esattamente. 0422 162 6798 è sempre il nostro numero di telefono, siamo su Facebook con un post nella pagina di Antena 3, abbiamo anche tra l'altro già 3 commenti che sono stati inseriti, quindi se avete piacere scriveteci. Bene, mi fermo, tocca a voi. Io vado subito a bomba. Sensazioni, facciamo così, sensazioni per quel che riguarda la vostra attività nel mese di gennaio, ovviamente il gennaio possibilmente commisurato ai gennai degli anni precedenti. Allora, il settore immobiliare è un settore che vive i cambiamenti in maniera più lenta. In questo momento non abbiamo, sono sintetico, così parola a tutti, non abbiamo sensazioni di diminuzione. Attenzione, qua non è che vogliamo portare sfiga, cioè, no, lo dico serenamente, anzi spero che la risposta sarà recessione, venga fuori un no da questa trasmissione, però quindi bene. Direi bene, anzi in aumento come è stato negli ultimi 2 anni. Quindi continuiamo. Rispetto al gennaio dell'anno scorso siete addirittura in aumento? È un miglioramento, sì, per il momento. Ci sono ambiti particolari, locazioni, acquisti, case piccole, case grandi? Case piccole sicuramente. Si stanno rimuovendo anche le case grandi ed è dovuto, ma magari lo ampliamo dopo come argomento, al fatto che negli ultimi 10 anni non ci sono state nuove iniziative e quindi nel momento in cui hanno cominciato ad esserci delle nuove iniziative importanti c'era una domanda pronta anche per quanto riguarda le cose importanti. Ruggero Carraro, automobili, come è andato questo gennaio rispetto ai gennaio degli anni scorsi? Anche per noi è stato un mese molto buono. In particolare per il nostro marchio che purtroppo per fortuna diciamo, va un po' oltre la media di quello che può essere la maggioranza dei marchi automobilistici. Comunque, voi come marchi, ricordi ai telespettatori, avete Mercedes? Mercedes in particolare, il 90% delle nostre vendite, poi Subaru che è un marchio, una nicchia, una vettura molto particolare, e Smart che è sempre del gruppo Mercedes. Il mercato comunque a gennaio ha fatto un meno 7%. Quindi il mercato globale in Italia? Il mercato globale. Il Veneto è andato bene, la provincia di Treviso è allineata alla perdita che ha avuto il mercato totale. Nel nostro caso, per fortuna, dicevo, sono 5 anni che continuiamo a crescere
probabilmente facciamo l'attività giusta anche sul mercato, abbiamo il marchio giusto anche, bisogna dire che siamo favoriti sicuramente. Comunque, ecco, rispetto a quello che ha detto il signore, sicuramente noi viviamo più di pancia quello che si sente sul mercato, basta anche una notizia al TG e il giorno dopo si capisce se era una brutta notizia. Quindi incide molto per il vostro settore questa componente? Sì, tantissimo, infatti adesso anche questo gennaio stiamo aspettando, e anche febbraio, stiamo aspettando che vadano bene perché la gente si sta attivando, visto che i primi di marzo c'è questo tanto annunciato decreto bonus malus sugli acquisti delle auto più inquinanti. Come tante altre cose non si sa poi se uscirà il decreto oppure no, ma intanto stanno facendo confusione. Sì, mi sembra che su quella proprio ci sia una grande competenza in questo momento. Alberto Durante, dal vostro punto di vista, quindi arredo bagno, pavimenti? Cucine, arredamento in generale. Che sensazioni hai? Ma io devo dirti che distinto devo dire no, perché un imprenditore deve dire no a qualsiasi notizia negativa, altrimenti io ritengo che un imprenditore sia tale quando il suo sogno deve avverarsi, quindi se tu pensi negativo agisci negativamente. E detto questo ti dico, io vedo positività anche da parte dei clienti, anche noi abbiamo una fascia di clientela medio-alta, ma non tanto per una questione di prezzo, per una questione di cultura. Vedo che il cliente oggi è molto più attento agli acquisti, molto più cerca di evitare lo spreco, quindi cerca di trovare degli interlocutori diciamo più preparati, e quindi vedo che se c'è positività da parte dell'imprenditore e di conseguenza crea occupazione, perché se un imprenditore non è positivo non investe, di conseguenza non crea occupazione e di conseguenza senza occupazione c'è negatività, e io credo che l'anno con gli alti e bassi che sono anche un po' fisiologici, no? Basta una notizia, sono d'accordo con Carraro, oggi si stava meglio quando si sapeva meno, no? Da un certo punto di vista, perché si alzava il mattino, si agiva distinto e quindi si partiva verso questa avventura. Quindi dico no, poi ripeto, sai, la nazione influisce sempre un po' sul territorio. Se ci fosse un po' più di tranquillità nelle notizie o più accortezza, secondo me aiuterebbe, perché chiaramente immagina la classica famiglia che deve fare un investimento, un debito o comprare una macchina o comprare una casa, se è tranquilla il posto di lavoro obiettivamente crea, e quindi la recessione non può esserci. Secondo me la recessione è un problema anche un po' mentale, ce l'abbiamo dentro, no? Ce la creiamo la recessione. E qui tra l'altro fatalità, Roberto che ci scrive su Facebook dice sostanzialmente che se si continua a dire una cosa poi la gente si convince che è così, è un po' in linea con quello che tu stavi dicendo. È ovvio che per chi fa il nostro lavoro, quando provi anche a fare delle analisi di previsione, nel momento in cui tutta una serie di player anche importanti del mondo dell'economia lancia l'allarme, noi ci chiediamo se questa cosa è vera, però poi le risposte arrivano da chi nel mercato, no? come lo siete voi tre. Allora, intanto mi fa piacere che per tutti e tre insomma, non ci sia assolutamente questa visione negativa. Vediamo per chi c'è il telefono invece cosa ne pensa. Pronto? Sì, buongiorno, sono Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Niente, io volevo fare una domanda al signore, quello delle agenzie immobiliari. Prego. In quanto le banche, come lei sa, hanno una montagna di immobili che sono all'asta e ogni anno ne mettono centinaia di migliaia all'asta e a prezzi meno del 50%, addirittura vanno sotto del 50% del loro valore. Questo può influire anche sul mercato e sta influendo sul mercato, oppure è solo una cosa di nicchia, diciamo, che si rivolgono poche persone a questo tipo di mercato? E per il resto, per la situazione della vostra trasmissione, proprio la domanda specifica, la negatività ci può essere, non ci può essere, dipende sempre. Se uno ha il suo lavoro, ha una pensione sufficiente, ha una certa tranquillità, tutto sommato riesce a tenere botta, come si dice. Certo che se uno non ha lavoro
e non ha la pensione, oppure ne prende talmente poche che non riesce ad andare a fine mese, è logico che allora la vede nera. Ecco, questa è la differenza. Sì, io direi, perdonatemi la battuta, ma a prescindere dalla recessione, se uno non c'ha lavoro e non c'ha la pensione la vede abbastanza nera. Grazie per aver tratto la domanda interessante, continua a seguirci Lucio D'Ambrosi. Quindi allora, sicuramente il problema possono drogare il mercato in termini negativo tutti questi immobili? Il problema c'è, ed è un problema che si sta diciamo così, realizzando maggiormente in questo ultimo periodo, perché da quando è cominciata la cosiddetta crisi, cioè 2008-2009, le banche hanno cominciato a stringere veramente nel 2011-2012, quindi da lì sono cominciate le procedure durano anni, sono gli anni in cui arrivano effettivamente questi immobili sul mercato. Sicuramente hanno un effetto non tanto destabilizzante quanto di calmierare moltissimo i prezzi, e questo non è completamente negativo quando a fronte di questa situazione avevamo ancora prezzi che risentivano del boom degli ultimi anni 2007-2008, in cui c'erano prezzi decisamente alti e chi rimetteva questi immobili sul mercato era completamente fuori prezzo. È comunque un fenomeno di nicchia sia per le persone che si approcciano a questo tipo di situazioni, sia perché per il momento ancora una grandissima massa di queste soluzioni non c'è. Quindi da una parte c'è addirittura un effetto positivo, cioè di far sì che le persone si rendano conto del prezzo di vendita del loro immobile, che deve essere più in linea col mercato, e questo è sicuramente uno dei motivi che ha spinto il mercato, perché dopo anni e anni e anni in cui i prezzi restavano alti a fronte di una domanda bassa, nel momento in cui i prezzi si sono adeguati alla domanda, la domanda ha cominciato a rispondere. Sì, che poi sono anche, penso, processi, a prescindere dalle crisi, sono anche processi veramente in cui il mercato, si dice sempre che il mercato alla fine è la cosa più democratica che esiste, perché si autolimita e si autogestisce. A proposito di mercato, diamo la linea alla regia e raccogliamo qualche suggerimento più tardi. Insomma, dopo questa prima tornata di domande e questa prima parte di chiacchierata con i miei ospiti, mi sento già di dirvi che il 2019, per quel insomma, che possiamo ragionare qui in trasmissione oggi, dovrebbe essere un anno positivo o quantomeno non negativo. Si stava parlando del mercato immobiliare, come si è autoassestato su nuovi parametri, e a questo punto farei questo ulteriore spunto. Alberto, con te sta funzionando di più l'aspetto della ristrutturazione per quel che riguarda quindi chi gestisce gli interni, o della costruzione del nuovo? Beh, guarda, la legge del bonus del mobili ristrutturazione è stato determinante, nel senso che tu pensa che una persona, una famiglia che veste 100.000, deve spendere 100.000 euro in ristrutturazione, in 10 anni ne porta a casa 50, tu capisci che sia come capacità di reddito come spesa fine a se stessa, in portarci spendi metà, 10 anni, ma insomma una coppia giovane ce la fa. Quindi secondo me oggi il restauro è determinante, infatti un po' per leggi nazionali, regionali che puntano a non consumare il suolo, quindi sei costretto a restaurare, incentivano da questo punto di vista, un po' perché effettivamente con queste leggi aiutiamo un po' a spendere, poi di più di meno, altrimenti la gente non lo farebbe. Tu pensa a un bagno, cioè è un business pazzesco, perché il bagno è il sogno di tutti, se non ci fosse il rientro di metà pochi lo farebbero. Riguardo al discorso della fiducia, mi è venuto in mente, sentivo un'intervista stamattina dove la cosa positiva è anche che sembrerebbero che i giovani dei 15 ai 30 anni sono molto fiduciosi sul futuro, magari all'estero, però quindi ecco, tutto questo secondo me lancia dei messaggi positivi anche in campo del restauro. Il nuovo ha il suo mercato, il vecchio che poi tu devi vendere perché altrimenti non compro il nuovo, andrà restaurato. Quindi, certo. Quindi si crea, insomma, il volano si crea un volano che è
importantissimo. E si diceva prima, Ruggero Carraro, che questo, cioè, l'aspetto anche di quelli che sono i provvedimenti governativi a favore di uno o altro mercato, insomma, danno sicuramente un aiuto concreto, no? Sì, i provvedimenti quando sono positivi logicamente aiutano, i proclami quando poi non si avverano oppure cambiano continuamente generano solo confusione sul mercato. Ecco, volevo aggiungere che io non è che non abbia timori per il futuro, per l'amor del cielo, anche noi stiamo investendo un sacco di denaro per una nuova sede che aprirà a Venezia, quindi a Mestre, e quindi il futuro mi interessa molto. Quello che posso dire, sicuramente credo siano d'accordo anche i colleghi qui imprenditori, viviamo in una provincia che sicuramente in una zona, diciamo, che non è che è una delle migliori, che non è rappresentativa di tutto il paese. Io parlo spesso con i miei colleghi concessionari di altre regioni, altre province. Ci sono delle situazioni veramente drammatiche. Faccio anche l'esempio, a gennaio per la prima volta il nord-est ha superato come immatricolazione il nord-ovest, dove c'era la Fiat storicamente e tutto, quindi è un segnale che quest'area qua, se non ce la rovinano, è veramente la locomotiva d'Italia. E adesso arriviamo a un po' al cuore di quella che voleva essere la trasmissione di oggi. Allora, vediamo, telefonata e poi facciamo questa operazione a cuore aperto. Pronto? Buongiorno Giuseppe da Belluno. Buongiorno Giuseppe. Allora, io sono pronto a scommettere che ci sarà una recessione, cioè puntualmente il governo ogni anno, da 15 anni a questa parte, dice il prossimo anno ci sarà un PIL superiore all'1,8, poi correggono lungo la strada l'1,6, poi correggono l'1,2, poi correggono il 0,8, ma queste cose le sanno già dal principio. Quello che sta succedendo a livello globale interessa anche l'imprenditore che c'è lì. Io giro molti piccoli e medie imprese. Quando si concentra a livello globale la ricchezza e i consumi in sempre meno mani, è logico che non ci potrà essere sviluppo ma solo miseria. Vi faccio un esempio. Se una volta c'erano 100 ristoratori, 100 ristoranti in un comune e quindi la massa di 20.000 persone andava in 100 ristoranti che a loro volta facevano la casa, compravano la macchina, qualcuno comprava un prodotto locale, un altro comprava un altro prodotto. Quello che sta succedendo adesso è che con le grandi catene di ristorazione, ad esempio, si monopolizza tutto, quindi andranno tutte a chiudere queste piccole attività che facevano la locomotiva dell'Italia. Parlo della ristorazione, ma posso parlare del trasporto. Certo. Una volta c'era chi aveva 2 camion, 10 camion, 100 camion. Adesso in nome della liberalizzazione e del liberismo, no, cosa succede? Che qualcuno apre con estrema facilità facendo il mutuo sulla casa, poi arrivano le grandi flotte che fanno chiudere lui e altre centinaia di imprenditori, mettendo manodopera a basso costo che a loro volta non si faranno una casa, non compreranno una macchina, non compreranno il trattore. Sì, è chiaro sì, nel settore dell'imprenditore lì, io ho mio fratello che ha le vacche ad esempio da latte, poi si parla ad esempio anche del lavoro che non c'è. No, calma, il lavoro c'è ma viene svolto dagli stranieri. Finché noi non obbligheremo e pagheremo gli italiani a fare il lavoro che ora fanno gli stranieri e così facendo l'economia rimarrà qui e a loro volta faranno girare l'economia italiana, non andremo da nessuna parte, purtroppo è così. Grazie, analisi più complessa, però ha toccato veramente tanti punti, io la ringrazio, tanti punti che saranno anche insomma, di spunto per quella che... Cioè, io penso che le due cose più così, eclatanti sono il fatto di come si stiano concentrando sulle mani o sulla gestione, perché giustamente citava la grande ristorazione, c'è la grande distribuzione che è sulle mani di pochi. Adesso, volenti o nolenti, il web ormai ha 3 o 4 player che sostanzialmente comandano il mondo, perché da Amazon per il commercio, se parliamo degli alberghi c'è Booking, eccetera, eccetera.
Certo è che questi sono fenomeni onestamente difficilmente contrastabili da un singolo imprenditore o il singolo paese. Invece con voi volevo capire rispetto al resto del paese, perché qui volenti o nolenti abbiamo una specificità, penso che poi che siamo meno simpatici in giro, però insomma nel Veneto, in nord-est, cioè, abbiamo anche delle prestazioni economiche che cioè, i numeri le descrivono molto diverse. C'è una partita che è quella dell'autonomia che si sta giocando in maniera concreta, e c'è un governo che per metà sostanzialmente sta cercando di bloccare tutte le opere di qualsiasi tipo che sarebbero non utili di più. Di tutto quello che si sta dicendo e proponendo a livello governativo, qual è la cosa che voi reputate più assurda e quella che sarebbe più utile? Guarda, è stato un bel intervento quello che abbiamo sentito e parla di macro. Per quanto poco io penso che anche in questo senso i colleghi siano d'accordo, un imprenditore quando si alza la mattina deve saper viaggiare per la sua strada al di là di quello che sta succedendo, tant'è vero che appunto il signor Carraro diceva che nonostante le voci, nonostante tutto quello che stanno combinando a livello di messaggi, sta aprendo una nuova sede. Quindi secondo me al di là di tutto quello che viene detto o fatto, e in ogni caso qualcosa di positivo viene fatto, tipo la detrazione fiscale sulla ristrutturazione, un imprenditore deve sapere andare avanti per la sua strada che si è tracciato, e su quella strada nonostante tutto deve andare avanti e combattere eventualmente qualche volta qualche provvedimento non propriamente espansivo, diciamo così. Non ho risposto, però è la mia idea. Ok, vediamo se mi rispondono gli altri due ospiti. Allora, la cosa che secondo voi è più utile in questo momento, cioè, di cui se ne parla, perché poi di tante cose se ne parla, perché poi quelle che vengono concretizzate invece è quella più dannosa. È difficile trovare qualcosa che... perché sono appunto tanti proclami, se vogliamo a piccole dosi, un po' tutti i provvedimenti che annunciano potrebbero anche andare bene. Il problema è che prima viene annunciato e poi viene corretto e registrato, e forse vedremo se saranno in grado di applicarlo. Vediamo questo reddito di cittadinanza. È chiaro che ci sono delle persone in Italia che soffrono la fame, che hanno difficoltà con la pensione a fine mese e in qualche maniera bisogna aiutarli. Però come è stato lanciato il proclama, credo che serva solo per raccogliere voti, perché diversamente non vedo altre possibilità. Era meglio che una buona parte delle cifre stanziate per il reddito di cittadinanza fossero investite per diminuire il costo del lavoro, in maniera che noi magari potevamo assumere più volentieri altra gente, anche se ne stiamo assumendo ugualmente tanta in quest'area, e non si trova anche. Sì, ma infatti poi cioè, la partita del lavoro, io una volta per tutte, cioè, siamo in piena occupazione in Veneto, che poi magari ci sia qualcuno che purtroppo per lui o per lei non ricopra la professione, il posto che era il sogno della sua vita, ma molto serenamente possiamo escludere il fatto che ci siano problemi di disoccupazione in Veneto, almeno quella sì, possiamo uscirla come notizia da sta trasmissione, sbaglio? Assolutamente, ci sono sicuramente. C'è qualche imprenditore pecora nera, ci sono molti imprenditori che sono disponibili a far crescere anche i giovani, insegnarli, specializzarli, perché molte delle attività della piccola e media azienda che c'è nel Triveneto ha necessità di manodopera specializzata, di gente, ed ecco che l'altro problema della pensione del quota 100, ecco, sì, hanno fatto tutto in facilità. Escono queste persone molto specializzate, che non sono solo medici, perché sui giornali appare mancano medici, mancano anche i nostri meccanici, mancano le nostre persone specializzate, e escono talmente subito che non abbiamo il tempo di preparare i giovani in cambio.
Quindi è stato un proclama, questi se ne vanno giustamente perché devono vedere il loro interesse e dopo noi non abbiamo il tempo di crearsi rincalzi. Questo è infatti sembra, Alberto, che ci sia un po' uno scollamento tra le parti, cioè quando si arriva ai provvedimenti in un paese, no, bisognerebbe che chi li attua dovrebbe magari confrontarsi con le categorie. Ho l'impressione che sia un po' saltata la catena. Ma guarda, volevo dire la stessa cosa, io penso così, il telespettatore ha analizzato perfettamente la situazione, però io vorrei distinguere tra la crisi e il cambiamento. Cioè, secondo me c'è stato un cambiamento, si chiama crisi perché poi sai, si sta presto a dire va male tutto, quindi c'è la crisi. In realtà c'è stato un cambiamento proprio culturale dato da queste grandi catene che sono arrivate, nel mio campo ce ne sono migliaia, io nonostante questo ho fatto un investimento importante come il signor Carraro, andando contro, cioè cavolo, hai le catene e fai l'investimento, certo, perché ancora oggi c'è una categoria di persone che cerca il rapporto umano, cerca la consulenza, non dimentichiamoci che siamo degli uomini, quindi delle persone, scusa, cioè nel senso che io ho bisogno di capire quando compro una macchina, una casa, un chipallo, perché potrei guardare sul computer, ma dov'è l'emozione? Qui la gente cerca emozione, ma per rispondere anche così, per venirti dietro a un certo punto di vista, io credo che se io dovessi guardare i provvedimenti di Roma, positivi o negativi, indipendentemente, ma loro sono sul territorio, cioè si alzano alle 7:30, 6:30 del mattino come noi, come i nostri dipendenti, i nostri colleghi, vanno al lavoro, capiscono le difficoltà di tutti i giorni? No, perché non hanno vissuto una vita del territorio. Ecco perché potrei dirti la fatturazione elettronica, non so, è positiva o negativa, è un costo aggiuntivo per la mia azienda, quindi è già negativa. Cioè, voglio dire, i tempi di consultazione sono aumentati, quindi è negativa. Abbiamo bisogno di semplificazione, c'è un decreto legge, l'ho letto, non c'entra un cavolo con i problemi quotidiani di noi tre. Cioè, quindi io se comincio a guardare il Roma, cioè non vado neanche più a lavorare, cioè penso al mio territorio, abbiamo la fortuna di vivere un territorio eccezionale, positivo, bello, ricco, e quindi teniamocelo buono, ecco, in questo senso. Piccola interruzione. Siamo di nuovo in onda, in diretta, ore 13, parliamo di economia, parliamo di come sta andando questo 2019, di quali sono le prospettive e siamo arrivati ovviamente a cercare di commentare quelle che sono le iniziative di questo governo che è ovvio, insomma, è abbastanza spezzato a metà, insomma questo non so che ve lo ricordi io, e giustamente Alberto Durante diceva sì, sarebbe bello che intanto quelli che sono a Roma a decidere le cose si alzassero alle 6:30 di mattina e andassero a vedere come sta il territorio in giro. Per quello che conosco io, tanti nostri parlamentari del territorio, è gente che si alza alle 6:30 e che ha ben chiaro. Poi che riescano a essere incisivi nell'opera di governo, adesso lo vedremo insomma. Il momento per questo sposalizio giallo-verde non mi sembra dei miei, cioè, diciamo, ecco, lì penso che in questa fase, in questi giorni posso parlare di crisi, non so, però non li vedo proprio benissimo, d'amore e d'accordo. Per essere incisivi bisogna essere statisti. Noi abbiamo dei politici e fra l'altro una delle cose che non abbiamo considerato prima è che fra poco ci sono delle elezioni e almeno nel nostro settore prima delle elezioni, chissà perché, ma probabilmente sempre per il discorso che molto è fatto di pancia, la recessione è più sentita che effettiva almeno nel nostro territorio, prima delle elezioni c'è comunque un calo. Quindi comunque in ogni caso la politica ovviamente incide. Il problema grosso di tutti questi discorsi è che non abbiamo lo statista. Abbiamo due formazioni, una vuole la TAV, l'altra non la vuole. La TAV è sicuramente, per carità, da considerare quante altre cose ci sarebbero da fare in questo paese, ma sicuramente è una cosa che produce migliaia e migliaia di posti di lavoro.
su interventi già fatti e già pagati, quindi è chiaro che una di quelle cose dove i due schieramenti sono contrapposti è sicuramente sarebbe estremamente positiva per l'economia. Che poi a leggere quelle sono le vicende, le cronache politiche, sostanzialmente appunto i due mondi, il mondo Lega è tutto a favore di infrastrutture, sviluppo e quant'altro, e diciamo che il mondo 5 Stelle è un po' più arroccato su altri temi. Fatto sta che il conto secondo voi arriverà con le europee o arriverà prima? A mio parere arriverà appena prima delle europee, anche perché veramente non credo, ma sento anche tanti imprenditori, ma anche gente comune delle nostre zone, sono tanti che si chiedono cosa ci fanno insieme, insomma, queste due formazioni, perché c'è tanta differenza. Dopo, legittime anche le idee degli altri, di ognuno delle due, insomma, non è che si può andare a criticare più di tanto, però un cane e un gatto che stanno insieme tanto, prima o poi si mangiano la coda, o uno mangia la coda, da capire chi è il cane e chi è il gatto, adesso vedremo, ma prima le europee secondo me succederà qualcosa. Perché poi mi piace anche andare sugli esempi concreti, no? E penso che ovviamente l'opera che ci riguarda più direttamente il nostro territorio è la Pedemontana. E tra l'altro non so se era lei che l'altro giorno ha postato su Facebook una domanda: ma com'è possibile che qualcuno sia ancora contro questa strada? Perché sì. Cioè, chi Certo. di noi sta in strada si rende conto... Era più in generale proprio chi critica le opere, perché magari quelli che criticano che oggi percorrono senza perdere tempo il passante di Mestre o l'autostrada che va a Belluno, no? Visto che io abitavo a Belluno e che dovevo fare tutti i giorni il Fadalto, oggi chi fa l'autostrada, dico, tu che critichi, fatti il Fadalto, visto che è ancora aperto. Quindi non riesco a capire la Pedemontana che ci toglierà un sacco di traffico e problemi e incidenti. Chiaro che ci sono tanti pericoli quando ci sono le grandi opere, ma sarebbe bene che i contestatori volessero dei sistemi di controllo su chi realizza sugli appalti, quello è giusto, ma fermare il progresso non è giusto. No, infatti, e fermare gli investimenti perché c'è la possibilità che questi vadano destinati a delle situazioni illecite è ancora peggio, perché è come dire, vabbè, io non mangio perché potrei stare male e beccare chissà quale virus, però poi muoio di stenti. Cioè Sì, ma mi confermiamo il discorso di prima, ci sono delle cose talmente logiche che dire che una pedemontana non serve o qualsiasi altra opera pubblica affinché si migliori la qualità anche della vita delle persone, perché poi insomma, la viabilità evita, per assurdo è meno inquinante che la viabilità ordinaria, perché tu non concentri più tante macchine in piccole strade ma in grandi strade. Ed ecco perché secondo me non sono nel territorio, cioè è inaudito che una città come Jesolo, prendiamo un caso insomma, alla luce del sole, non abbia un treno che arriva, cioè questa fa 5 milioni di presenze d'estate, non c'è più altri 5 del Cavallino, non c'è un treno. Hanno lottato per anni per fare la strada attraverso, andava a intaccare un po' l'acqua, qualche pesce, perché io sono pro natura tutta la vita, ma insomma con le dovute cautele eviti lo smog in tutta la zona. Sì. Cioè, quindi ecco perché secondo me non si vive la realtà. Probabilmente l'autonomia serve anche a questo, cioè il Veneto capisce le sue esigenze, il piemontese le loro e il siciliano le loro, ma senza discriminazione. Perché secondo percentuale di attuazione dell'autonomia prima delle europee? Scarsa, io dico, ma non tanto per volontà o non volontà. Il gioco è vedere come farsi eleggere, non è faccio cose che servono al Paese. Quindi bisogna vedere la strategia per farsi eleggere, per essere maggioranza alle europee. Però, da analisi politica per la Lega, se arriva alle europee senza aver attuato l'autonomia sarebbero dei problemi seri. Per chi compete con la Lega, ovviamente è il contrario.
Ruggero Carraro cosa pensa? Purtroppo il tempo diventa sempre più ristretto perché, come hai detto tu, nel momento che si arriva vicino alle europee, come ho detto prima, per me si rompe qualcosa. Se si rompe qualcosa l'autonomia sarà molto difficile portarla a casa. Quindi forse io mi auguro che sia per quello che in questo momento tutte le acque siano tranquille, nonostante ci si chieda cosa ci fanno insieme. Con quello che ha lavorato il Presidente Zaia, se non ha l'autonomia prima, secondo me un po' di terremotino lo vedo, anche secondo me il conto va presentato al risultato, no? Perché poi finché non è il risultato, sai come nessuno vince, nessuno perde, no? Quindi poi secondo me dopo le europee qualche conticino se lo passano. Supponiamo che passi l'autonomia come è stata chiesta dal Presidente Zaia e sul quale tra l'altro si è espresso 2,5 milioni di veneti, no? Un anno e mezzo fa. Da imprenditori, riuscite, cioè, vi siete immaginati dei vantaggi nell'avere questo? È un altro pianeta, ma solo psicologicamente è un altro pianeta. Tu prova a pensare al fatto di poter contare su gente del territorio che conosce il territorio, le tue difficoltà, le tue esigenze, sai, hai un rapporto diretto su tante cose, ma ti dico solo a livello psicologico porterà beneficio perché mi sentirei più tranquillo, di conseguenza occupazione, di conseguenza compriamo le case o le macchine. Io penso che sarebbe un ottimo punto di partenza, primo punto di partenza, cioè, sicuramente porterebbe uno spinta di orgoglio di queste popolazioni, di noi tutti, però sicuramente credo che ci saranno tanti altri passi da fare per avere un qualcosa che incida sull'economia reale delle nostre zone. Certo che un po' di orgogliosi lo siamo, mi sembra abbastanza, anche troppo forse delle volte, quindi credo che una notizia positiva ci darebbe una bella spinta. Quindi. Sono d'accordo. Sintetico, molto sintetico. Sì. Per quel che riguarda anche la partita dell'autonomia, io sì, sono convinto che se non possono arrivare alle europee senza o aver detto sì o aver bocciato qualcosa. Anche perché mi sembra che i Veneti abbiano votato a prescindere dalla partenza politica, certo. Cioè ha votato il Veneto, non ha votato il Veneto di destra, di sinistra, di centro, e questa è una cosa alla quale non posso non tener conto, perché sennò teoricamente sì, vivremo dei mesi interessanti anche dal punto di vista politico. Facciamo così, visto che che cosa chiedereste? Solito, non dico la bacchetta magica, no, però arriva il numero di telefono del Premier Conte, che cosa gli chiedete? Una cosa. Quello che chiedeva prima il signor Carraro, una tranquillità di lasciar operare chi opera sul mercato, senza false notizie, senza proclami, serietà e stabilità delle posizioni. Basta. Semplificazione. Assolutamente. Cioè, lasciateci lavorare, che il resto ci pensiamo noi. Loro dovrebbero convincersi con delle azioni anche piccole ma costanti nel tempo, senza farci vedere la luna e dopo magari non riuscire a mettere in pratica quello che ci fanno vedere. Sì, perché poi c'è questo problema, per parlare all'elettorato bisogna fare delle sparate, no? E ormai è la consuetudine, così, e sta anche dando degli ottimi risultati in termini di consenso. Dopo però ci si deve confrontare con quella che è la cruda realtà. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Giorgio da Paese. Buongiorno Giorgio. Io vorrei dire, ho perso un fratello in incidente stradale e subito l'assicurazione aveva pagato, come vorrebbe pagare qualche magistrato, la vita di un bandito. Cosa è successo? Che è andato in appello e alla fine è stato liquidato con 142.000 euro. Aveva 34 anni, ha lasciato una bambina di 11 anni e una moglie di 33. Ecco, e la fondiaria assicurazione vede come si comportano certe assicurazioni. Ho letto un articolo sul giornale che faceva parte del gruppo Ligresti,
a Milano. Lì. Dopo un'altra assicurazione devo parlare. Io ho avuto un incidente, una spalla una volta, e cosa è successo? Che subito dopo 2 o 3 giorni mi è arrivato quella persona che mi ha creato l'incidente e ha chiesto che chiedevo troppi soldi, non mi ha detto quanti soldi. Va bene, comunque passo 2 anni, cosa è successo? Che l'avvocato me l'ha fatto andare in prescrizione. Dopo 5 anni mi è capitato un altro incidente dell'altra spalla con la stessa assicurazione e subito mi hanno pagato con 8.000 euro, no? E io a quel punto gli ho detto, sono troppo pochi 8.000 euro, mi ha scassato la spalla. Sono andato in appello. All'appello hanno trovato fuori una scusa per non pagare, no? Quindi mi perdoni, scusi se la interrompo, ma cioè, mi sembra di capire che lei non è d'accordo sul sistema giudiziario e legato a quelle che sono le assicurazioni, corretto? Se mi lascia finire. Ma devo andare in pubblicità, dovrebbe essere veloce, mi perdoni. Un attimo solo, guardi. E allora mi ha liquidato con 8.000 euro. Praticamente l'assicurazione, posso parlare? Devo andare in pubblicità, se mi chiude io sono sereno. Vada, finisca. Ecco, le assicurazioni generali le danno 1 milione all'anno di liquidazione ai dirigenti e poi liquidano così i loro questo mi interessava di dire. Ok, allora la ringrazio, pubblicità, è un po' fuori argomento, ma insomma vediamo di capire come risponderle. Grazie, a più tardi. Mi scuso con il telespettatore che ho interrotto prima, ma a prescindere che era un po' fuori argomento, tra l'altro mi perdoni, ma veramente io spero che per lei le sfortune siano finite, e poi sulla scelta dell'assicurazione mi sento di assolutamente non voler intervenire, lascerei fermo questa cosa. Manca ormai pochi minuti al termine di questa trasmissione, quindi allora, così facendo un riassunto, sicuramente per le imprese e quindi per i mercati stabilità e tranquillità dal punto di vista politico è scontato dirlo, ma aiutano, giusto? A se ne lavorare, che pensiamo altri, potrebbe essere il sunto. L'importante è che non ci mettiate il bastone tra le ruote, siamo tranquillamente d'accordo tutti e quattro da questo punto di vista. Sta di fatto, in questi 3 minuti, ecco dove volevo arrivare, che noi siamo inseriti in Europa anche. E queste elezioni, mai come nelle tornate precedenti, sono fondamentali perché cioè, l'assetto politico potrebbe incredibilmente cambiare nel continente, perché se finora, che siamo d'accordo o meno con la gestione di questo continente, c'era una certa stabilità, è possibile che l'instabilità che c'è in Italia, non per colpa o per il voto solo italiano, ma metta in discussione tutta la stabilità europea. Come la vedete? Questo è il vero problema. Allora, in generale il problema è l'Europa, ma anche per la nostra economia, per la nostra tranquillità di imprenditori, perché a mio parere quello che sta succedendo qui in Italia in qualche maniera è sempre stato lo stellone italiano, no? In qualche maniera ce la caviamo. Il problema è che nei paesi europei l'economia sta cominciando a avere un po' di rallentamento, in Germania in particolare, che è sempre stata la locomotiva dell'Europa. Quindi io direi che più che dal punto di vista politico mi preoccupa proprio questa contaminazione da parte di paesi che sono sempre stati molto forti. Sì, anche perché penso che rimanga il primo mercato dell'export italiano, la Germania, no? Vorrei dire anche, sarebbe nella bilancia commerciale. Certamente, ma diciamo che dà degli indirizzi un po' per tutti i nostri settori, no? Quando la Germania tira, la Francia va, fra l'altro va bene, adesso non sarà più in Europa, ma anche la Gran Bretagna, il problema della Brexit. Quindi c'è una situazione economica in Europa che non è tanto chiara. Di riflesso potrebbe causarci qualche problema. Questo è il vero problema per me. Io sono d'accordo con l'Europa in linea di massima, nel senso come concetto.
Credo però che sia troppo eterogenea, cioè nel senso che non possiamo confrontare il popolo svizzero, che poi non siete, ma faccio un esempio, o francese o tedesco o anche slovacco, con quello italiano o con quello greco, nel senso che andava gestita un po' più in maniera personalistica, cioè noi abbiamo il problema del sud, che è un problema relativo perché poi la gente sud, c'è gente sud bravissima, ma dove il territorio non gli dà opportunità. A Treviso ci sono opportunità per chiunque, il sud anche un bravo ragazzo o un buon ragazzo non riesce a trovare lavoro. Quindi secondo me ci vorrebbe un po', io sono per un po' elasticità da questo punto di vista, poi sai, adesso le elezioni secondo me qualcosa cambierà perché è inevitabile i movimenti in Italia e anche francesi, il malcontento generale, quando c'è la crisi tutti sono scontenti, no? Quindi, sai, quindi ripeto, secondo me vorrei un'Europa un po' più adatta alle situazioni, tutto qua. Concordo su quest'ultimo pensiero. I movimenti che si stanno formando di contestazione all'Europa penso che produrranno comunque in chi arriverà a condurre l'Europa dei ripensamenti su Europa finanziaria o Europa. C'è da dire che per fortuna siamo in Europa e per fortuna c'è l'Europa, perché noi avremmo vissuto in questi anni probabilmente 4 o 5 svalutazioni per tenere l'Italia a galla, quindi in ogni caso benedetta, questo è il mio pensiero, c'è chi la pensa diversamente, ma benedetta Europa che comunque dà quella stabilità che a volte non sentiamo dai nostri governanti. Va bene, allora insomma lasciamoci con questo messaggio positivo, sembra insomma che la recessione non ci sia, quantomeno nel nostro territorio, e pensiamo positivo perché rimaniamo un territorio che ha grandi valenze economiche e anche capacità di affrontare situazioni meno facili con molta determinazione. Grazie signori, in bocca al lupo, buon lavoro nelle rispettive attività e un caro saluto a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Ciao! Grazie.